Il tenente Fabio Armetta, dal mese di settembre 2020, già comandante della tenenza dei Carabinieri di Favara, è stato promosso al grado di capitano. Il comandante provinciale colonnello Vittorio Stinco ha notificato infatti all'ufficiale il decreto ministeriale relativo alla sua promozione. Arruolatosi con il grado di carabiniere nel 2000, nel 2005 Armetta è stato vincitore del concorso per marescialli. Ha frequentato il 10° corso biennale presso la scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletri a Firenze. Dal 2009 al 2014 è stato anche comandante della stazione carabinieri di Bovo Marina, in provincia di Reggio Calabria. Nel 2015, dopo aver superato il concorso per ufficiali, ha frequentato il 56° corso applicativo presso la scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma e al termine del corso ha ricoperto l'incarico di comandante di nucleo operativo della radiomobile compagnia di Cesena. Nel corso di questi anni il comando della tenenza di Favara ha svolto numerose indagini per delitti di varia natura, ottenendo anche importanti risultati nel contrasto alla criminalità del suo territorio di competenza.